sia lodato Gesù Cristo. Nel 1981 il Papa Giovanni Paolo II gli chiese al cardinale Caffarra di Bologna di creare quello che è il Pontificio Istituto per lo studio sulla famiglia e sul matrimonio. Il cardinale scrisse subito una lettera a Sor Lucia, la vedente di Fatima, chiedendole preghiere per questa nuova commissione per studiare il problema familiare oggi. E Sor Lucia, con grande sorpresa del cardinale, le scrisse una lunga lettera e le diceva a Sor Lucia: questa, la famiglia, la vita, è l'ultimo scontro tra Dio e Satana. È l'ultima battaglia, lo scontro finale, diceva lei. Perché se si tocca la colonna portante, che è la famiglia, crolla tutto l'edificio. E questo è quello che stiamo vedendo adesso. Cioè, è l'unica cosa che sta rimanendo, la famiglia. Perché ormai già ci hanno tolto tutti i valori morali. È l'ultima battaglia, la battaglia finale, diceva Sor Lucia. E perciò che in questa catechesi vorrei parlare di un aspetto particolare della famiglia che penso sia essenziale, che è la educazione dei figli. Cioè, se non si trovano buoni genitori è perché loro non hanno trovato anche padri che le abbiano insegnato a crescere, a maturare. E perciò che, diceva il Papa Giovanni Paolo II, questo è un compito fondamentale della famiglia, l'educazione, è urgente. E utilizzava questa frase: ci sono molti orfani di genitori vivi. Molti orfani di genitori vivi. E parlando di questa indifferenza tante volte dei genitori verso i suoi figli, il Papa diceva: dovranno dare conto al Signore di questo. E anche nell'enciclica Familiaris Consortio, il Papa, parlando di questa grave responsabilità dell'educazione dei figli, diceva che l'educazione è qualcosa di essenziale. Cioè, così come il padre ha dato la vita al suo figlio, il suo figlio vive grazie ai suoi genitori, anche deve dare essenzialmente l'educazione. È parte essenziale, non accidentale. Anche l'educazione è un compito primario dei genitori. Prima delle scuole, prima l'educazione dei genitori. È un compito insostituibile, cioè il governo non ti può sostituire. Ci sono certi padri che dicono: bene, li lascio a scuola, che ci pensi la scuola e i professori. E quello è trascurare i propri figli. Oggi per oggi in diversi stati li prendono i bambini già da piccoli per fargli un addottrinamento secondo una legge, secondo un modo di vivere. Lo Stato non può togliere quello che si chiama patria potestà, non può dare un insegnamento senza il permesso dei padri, come per esempio l'educazione sessuale, che già è approvata nell'Europa del Nord. E ci sono genitori in carcere, 2-3 giorni in carcere, perché loro hanno detto: no, l'educazione sessuale se la do io al mio figlio. Quindi non basta chiamare un figlio alla vita, ma bisogna dopo insegnarle a vivere. È perciò che San Tommaso chiama la famiglia utero spirituale, dice lui. Cioè, non basta che il bimbo ci sia 9 mesi nell'utero della madre, dopo continua a crescere, a maturare in quell'utero, in quel grembo che sarà la sua famiglia. E la madre, il padre deve avere la stessa cura del suo figlio. Negli Stati Uniti finanziarono un'indagine
di 25 milioni di dollari per vedere qual è l'influenza del padre e della madre, nelle famiglie ben costituite, nei figli. Qual è l'influenza positiva e qual è l'influenza negativa magari di quei bambini che disgraziatamente hanno diviso la famiglia. Dice questa indagine che si fece con 90.000 studenti di scuola secondaria, 20.000 adolescenti senza studio e 18.000 genitori. La prima conclusione che trae questa indagine: i genitori hanno un peso decisivo nello sviluppo dei bambini e degli adolescenti, cioè hanno un impegno, una responsabilità e un peso decisivo. Molti dei problemi che noi vediamo oggi, e io parlo anche di problemi dei seminaristi che entrano in seminario, sono problemi affettivi. Perché hanno famiglie mal costituite, o perché la società ti obbliga a che il padre e la madre non ci siano mai in casa e crescono con una mancanza affettiva, che alle volte può essere anche grave. Anche questi ragazzi, questa indagine dice che quanto più relazione emozionale hanno con i suoi genitori, questo più li ha aiutato a evitare la droga, l'alcol, a evitare anche la dipendenza ai giochi e avere un inizio di una vita sessuale prematura, cioè il trovare quell'affettività e quella sicurezza in casa, che è quello che il bambino trova nel grembo della madre, che trova sicurezza. Perciò che San Tommaso dice: non basta soltanto portarlo alla vita, la famiglia continua a essere un utero spirituale, dove continua a crescere. Quindi è essenziale l'educazione dei figli. E adesso vi riporterò qualcosa che è del 1700, lo dice Sant'Alfonso, però sembra che ci sta parlando a noi, perché sembra che non ha cambiato nulla. Dice Sant'Alfonso che, usando le parole di San Giovanni Crisostomo, ancora dei primi secoli, abbiamo un grande deposito, i figli. Guardate che non li chiama dono, è vero che sono un dono, però lui dice abbiamo un grande deposito, come dicendo abbiamo una grande responsabilità, abbiamo ricevuto i nostri figli, li dobbiamo ridare al Signore questi figli, con una certa educazione. Se questo deposito si perde per la negligenza dei padri, dovranno rendere conto a Dio. Perciò che dice la Scrittura che la buona o cattiva vita del padre si conosce dalla vita dei figli. Se il figlio bestemmia, è perché il padre bestemmia. Anzi, alle volte gli applaudono, battono le mani al figlio che bestemmia, guarda che bravo che è, che intelligente che è il mio figlio, già capisce. Perciò dice anche San Giovanni Crisostomo: volesse Dio che alcuni genitori avessero cura dei figli come l'hanno dei cavalli e degli asini, dice lui. Noi potremmo dire oggi, magari i genitori si preoccupassero dei figli come si preoccupano della macchina, di andare in palestra, di avere il proprio tempo libero, magari si preoccupassero così. San Giovanni Crisostomo dice magari si preoccupassero così come si preoccupano dei cavalli e delle asine, che non gli manchino mai da mangiare, da bere, che siano ben governati. Magari, dice San Giovanni Crisostomo, i padri hanno più cura dei suoi animali che dei suoi figli. San Giovanni Crisostomo nei primi secoli stiamo parlando. E noi lo vediamo oggi, quanti genitori trascurano i loro figli sempre per qualcosa che è egoistica, no? Il mio tempo libero, il mio hobby, la mia... Se tutti i genitori vegliassero sui suoi figli, attenzione che esiste una grande differenza tra vegliare, si dice vegliare? Sì, e vigilare.
perché ai giovani tu le devi parlare e fare questa differenza. I genitori non vigilano, non sono i vigili, sono quelli che vegliano, cioè quelli che non dormono per i suoi figli. Attenzione, perché altrimenti i giovani confondono e pensano che i genitori sono vigilanti. E non sono vigilanti, vegliano, non dormono. Se tutti i padri vegliassero per i suoi figli, diceva anche un santo, molte volte forse le prigioni sarebbero vuote. E in Lacedemonia, un paese della Grecia, prima di Cristo, quando un ragazzo commetteva un delitto non veniva punito lui, venivano puniti i suoi genitori. Mica erano stupidi i greci, non erano stupidi, dicevano, se questo ha fatto questo è perché lo ha capito e lo ha imparato dalla sua famiglia, lo ha imparato dal suo padre. Venivano puniti i propri genitori. Perciò continua Sant'Alfonso, che disgrazia hanno quei poveri figli che i genitori non li sanno educare. Li vedono insieme a cattive compagnie, li vedono in mezzo ai vizi e invece di correggere dicono, 1700, dicono le stesse cose che si dicono nel 2017. Che possiamo fare? Sono giovani. Sono cose dell'età, dobbiamo sopportare. Belle massime, dice Sant'Alfonso. Così vuoi educare il tuo figlio? Tu pensi che tuo figlio cambierà quando sarà grande? Sant'Alberto Hurtado, un sacerdote del Cile, diceva che tutto il futuro di un giovane, in quanto alle sue virtù o ai suoi vizi, dipende da un sì o da un no che lui darà tra l'età dei 15 a 18-21 anni. Lì è quando il giovane acquista, già siano i vizi, già siano le virtù, e li porterà fino alla fine. Non pensare che dopo, quando crescerò, maturerò, li portiamo fino alla fine. E dice Sant'Alfonso, come mai, genitori, aspettate un mondo migliore se non siete capaci di educare i vostri figli? Come mai ci lamentiamo della gioventù di oggi? Lui sta parlando del 1700, sembra che sta parlando oggi. Ci lamentiamo della gioventù di oggi. E come educhi tu i tuoi giovani, i tuoi figli? In che modo li educhi? Perché saranno loro la gioventù del futuro. E io domando anche ai genitori riguardo a questo punto, cari genitori, voi sapete chi sono gli amici dei vostri figli? Li conoscete? Voi sapete cosa vede il vostro figlio su internet, sul super cellulare che le comprate? Molte volte i genitori pensano che i loro figli sono nati senza peccato originale. Sono perfetti. Il figlio è contentissimo perché gli fa credere al padre che è perfetto. E dopo i genitori si trovano delle sorprese, che sono sorprese che non si possono tornare indietro e risolvere. Arrivano dal sacerdote quando già quasi è tutto perso. Perciò che facile che è quando da bambino già si comincia a educare i figli. E ancora tenera la cera, non si è indurita e si può lavorare, si può... Come educare i figli? Qui si trova la domanda più difficile e più difficile anche da rispondere. In che modo devo educare i miei figli, soprattutto oggi, che è un'arte di essere padre? Come mai, in che modo devo parlare, in che modo devo spiegarli, come farlo ragionare? Come mi devo comportare come padre o come madre? Dice San Paolo, voi padri non esasperate i vostri figli, ma educateli, correggendoli ed esortandoli nel Signore. Qual è la prima cosa che dobbiamo insegnarli? Li dobbiamo insegnarli
le verità di fede. Li insegniamo a pregare ai nostri figli? Abbiamo il coraggio di insegnarli a pregare? Preghiamo in famiglia? Cioè, voi vi rendete conto che il sacramento del matrimonio ha fatto che due persone siano una sola carne? Anche il modo di pregare deve essere uno e deve essere comunitario. E questo l'ha detto anche Gesù: se due o più si radunano a pregare, io sarò in mezzo a loro. La preghiera fatta in famiglia ha un valore speciale, perché? Perché si sta pregando per la famiglia stessa. Almeno io vi domando, fate il segno della croce prima di mangiare davanti ai vostri figli? Sono cose fortissime per un figlio vedere il padre che gli insegna a pregare, sono cose che non si dimenticano mai. È la migliore eredità che potete lasciare ai vostri figli, anche se non gli lasciate manco una moneta. Il fatto di avergli insegnato e avergli imparato la fede. Perciò diceva il Papa Pio XII: non vi è mezzo più sicuro della recita quotidiana del rosario per invocare la benedizione di Dio sopra la famiglia. No? Come si faceva in un tempo. Era il padre di famiglia che dirigeva il rosario. Si viveva molto più poveri, con molto meno cose, ma molto più felici di oggi, che sembra che abbiamo tutto. Perché? Perché si pregava in famiglia, c'era un punto di comunicazione e di unione. Non dico che dovete cominciare a pregare il rosario, però sì, avete il valore di cominciare a fare il segno della croce prima di mangiare, già fate un bel passo in avanti. Quindi non dobbiamo dimenticare mai quel detto che dice: la famiglia che prega unita resta unita. E forse se la famiglia di oggi non resta unita è perché non si prega a casa, non si insegna a pregare. Prima cosa, quindi, la fede. Seconda cosa, e questa è importantissima per i genitori, altrimenti i giovani non vi crederanno: il buon esempio. Non bastano le parole. I giovani aspettano esempi, coerenza. Essere coerenti con quello che diciamo. Si racconta che certa volta un papà che aveva il suo padre, lo aveva inviato alla casa del riposo perché non lo sopportava più, inviò al suo figlio e dice: vai a portare a nonno queste due coperte perché si sta avvicinando l'inverno e va, io non lo voglio vedere. Bene, il bambino andò, va alla casa del riposo, porta queste cose, però torna a casa con una coperta in mano. Il padre, tutto arrabbiato, dice: ma ti ho detto di lasciarle tutte e due a nonno, perché l'hai lasciato una? Papà, questa che mi tengo con me sarà per te il giorno che io ti porterò alla casa del riposo. È quello che noi seminiamo, quello che noi facciamo, quello che noi li facciamo vedere ai nostri figli, loro lo faranno. Te lo faranno, cioè al 100%. Quindi l'esempio, Sant'Ambrosio diceva: più presto mi persuadono i miei occhi che vedono che le parole che passano. Quindi esempio. Terzo, vigilanza, che vuol dire, nel caso di genitore, vegliare, essere prudenti. Perciò, cari genitori, non abbiate complesso di inferiorità né di paura di fronte ai vostri figli. Vedete che oggi si è invertito il ruolo. Come le persone grandi per oggi sempre maturano più tardi, i bambini cominciano a prendere il ruolo dei grandi. Molte volte si sente dire: quanto intelligente questo bambino, sembra una persona adulta. Sì, perché i genitori sono immaturi e quindi il bambino deve prendere il ruolo del padre, lo domina il padre e la madre, si invertono il ruolo. È naturale, è naturale.
è psicologico, è un meccanismo naturale. Per l'immaturità dei loro genitori i bambini fanno quello che vogliono. Perché? Perché li stanno misurando sempre. Basta che io piango che il mio padre e la mia mamma mi danno tutto. E il non sapere dire di no al bambino, e il non saper mettere limiti al bambino, significa anche distruggere il concetto di libertà. Il bambino comincerà a pensare che la libertà significa non avere limiti, e questo non è libertà, questo è libertinaggio. La libertà è saper scegliere tra due beni, non tra il bene e il male, questo non è libertà. Io non mi perfeziono scegliendo tra andare a messa e non andare a messa, questo non è libertà. La persona che è libera è quella che sceglie tra un bene e un altro migliore, questo è il libero. Però io se lo devo insegnare al bambino, già da piccolo, sapendo mettere dei limiti. 10 errori, potrebbero essere i 10 comandamenti, 10 errori che tante volte si commettono nell'educazione dei figli. Questo lo prendo da una dottoressa Roberta Ciamplicotti. Dice lei: primo, uso inadeguato dell'autorità. Ci sono padri che sono o estremamente severi o estremamente lassi. Quelli estremamente severi l'unica cosa che fanno è tagliare le ali ai suoi figli. Faranno crescere figli mammoni che non sanno affrontare la realtà nei problemi della vita. E quelli che sono troppo lassi, ripeto, gli metteranno in testa un concetto sbagliatissimo di libertà al suo figlio. Secondo errore, incongruenza tra il dire e il fare, cioè il non dare esempio ai propri figli. Terzo, disparità nell'autorità, questo succede molte volte, la mamma le dice una cosa e il papà dice no, non ti preoccupi, mamma oggi sta un po' così alterata, fa lo stesso. Attenzione, perché create un cortocircuito nella testa del figlio. Cioè, i genitori sono i primi che si devono mettere d'accordo nei principi che devono imporre in casa, che devono applicare in casa, altrimenti si crea una grande confusione, perdono autorità. Quarto, concetto erroneo della libertà, quei genitori che dicono io lascio che il mio figlio provi le cose da solo, che lui faccia esperienza da solo. Sì, lascialo andare, dopo vedrai i frutti. Quinto, iperprotettività, essere iperprotettivo. Attenzione alle mamme italiane. Io ve lo dico perché sono nipote di una nonna italiana e ho 5 zie che mi tenevano, mi perseguitavano. Iperprotettività, tante volte questo fa sì che, ripeto, il bambino nasca con immaturità, basta vedermi a me. No? Sesto pericolo, riempire i vuoti con i beni materiali. Il fatto che il genitore non può dare affetto al suo figlio perché ha le sue cose da fare, alle volte realmente la società se lo impedisce per il lavoro, altre volte no, per egoismo. Lo riempi di giocattoli, telefonino, motorino, e questo non è affetto. Il bambino cresce con un concetto totalmente diverso di quello che è paternità. Settimo, comunicazione carente. Oggi non c'è dialogo nelle famiglie. È impressionante vedere alle volte quando ti invitano a casa il fatto che non sanno dialogare in famiglia, ognuno prende il suo smartphone, che ai nostri tempi sarebbe una maleducazione però terribile. Non c'è dialogo tra di loro. Io mi ricordavo quando entravo a casa mia, venivo dalla scuola, la mia madre mi domandava sulle cose, come andate a scuola? E stai bene? E domani che ti ha detto la professoressa? Questo era il mio modo di parlare, no?
non sapevo dialogare, erano tutti gesti, non c'è dialogo. Comunicazione carente. Ottavo, non riconoscere i limiti dei figli. Pensare che i miei figli sono perfetti. Quello che mi raccontavano tante persone anziane, se la professoressa tante volte lo puniva al figlio, dopo il figlio veniva punito dai suoi genitori, come dicendo aveva ragione la professoressa. Adesso guai se la professoressa dice qualcosa contro il mio figlio, peccato mortale. Non può dire nulla, non si può sbagliare il mio figlio, è impossibile, è perfetto, non c'è il peccato originale. Il bambino cresce senza limiti, senza il concetto di che cosa è il limite, tutto ha un limite. Gestione delle nuove tecnologie, cioè i genitori hanno perso il potere di gestire il telefonino, internet, TV. E decimo dice non conoscere le amicizie dei propri figli. Lo dice San Paolo ai Corinzi, non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E io vi domando, chi sono queste cattive compagnie? Non tanto i ragazzi, perché oggi i ragazzi sono pochi quelli che hanno un dialogo naturale e reale, piuttosto hanno un dialogo virtuale. Sono il telefonino e internet. Questi sono i principali amici o nemici, secondo come si usano, dei nostri figli. Perciò io vi ritorno a domandare, voi sapete cosa i vostri figli guardano, vedono, ascoltano su internet? E molte volte li lasciate da solo nella sua stanza, con il computer, con la TV, come se lui è una persona adulta e si sa gestire da solo. Un'indagine dice che in Italia un utente sblocca il suo telefonino, cioè lo usa, all'incirca 110 volte al giorno, una percentuale tra 10 e 12 volte, tra 10 e 12 minuti. Ogni 10-12 minuti sta lì a sbloccare il suo telefonino. E il dizionario anche di medicina già ha incluso una nuova malattia, questa del smartphone, che si chiama nomofobia, cioè il sindrome di avere una grande paura quando sono uscito da casa e mi sono reso conto che mi sono dimenticato il telefono. È una malattia che va curata quando è esagerata. Quindi la cosa non è un scherzo, è seria, è abbastanza seria. Non c'è un dialogo reale, non c'è una comunicazione reale, ma virtuale. Ed è perciò che si perde la comunicazione con gli stessi genitori. Non c'è una comunicazione reale, i genitori nemmeno sanno come dialogare con il figlio. Alle volte deve dialogare inviandole dei messaggi, perché è l'unico modo che le risponda. Questa dipendenza è molto simile a quella dipendenza della droga, perché? Perché produce il sindrome di astinenza. Provate a togliere lo smartphone al vostro figlio per 2 giorni, oltre che sintomi di astinenza, di quelli che hanno. Il secondo problema dell'internet è l'isolamento, isolarsi. E un altro problema di internet, forse il più grave, è quello delle ideologie, cioè internet porta un certo, con quello che ci offre, un certo addottrinamento, un lavaggio di cervello. E ve lo dico soltanto con questo esempio. L'ISIS, e penso che tutti capiamo questa parola, i jihadisti reclutano la maggior quantità di ragazzi europei, soprattutto della Francia, tramite il mass media. Un'indagine che si fece con 160 famiglie francesi
ragazzi tra 15 e 21 anni arruolati all'ISIS, a questi gruppi jihadisti, tramite il mass media. E ripeto, voi pensate che la mamma sapeva cosa stava vedendo il suo figlio? Mi sembra di no. E non parliamo delle pagine di culto satanico. E non parliamo della pornografia. Il male che fa la pornografia. Soltanto un click. Entri in un mondo dal quale non puoi tornare. Questo è il grande farisaismo dello stato attuale. Ci strappiamo le vesti perché ci sono sacerdoti pedofili, le mettiamo in carcere, però non abbiamo guarito la malattia e stiamo attaccando l'effetto, ma perché non attaccare le cause? Perché questo permissivismo in internet? Ci sono più di 2 milioni di siti pornografici. E sapete perché? Perché esiste il dio Mamona. Grande cavaliero e don dinero. Il denaro è un grande signore. E quindi siti, ci sono i capi espiatori, mettiamolo prima avanti a loro, e lasciamo questi siti interni perché? Perché è il primo business tramite il quale entra più soldi, dopo continua quello delle armi e al terzo posto quello della droga. È tutto pensato. Se realmente si scandalizzano di questi preti, di tutta questa cosa, perché non cancellare questi siti? Questa è la causa. Se io realmente voglio risolvere una malattia, devo attaccare la causa. E non soltanto preti. La maggior parte della pedofilia si trova nei padri di famiglia. Questo è con numeri, accertato con numeri. Per finire, qual è l'antidoto per impedire questi effetti negativi che cercano di distruggere le nostre famiglie? Bene, e l'antidoto è quello che già vi ho detto, è quello che diceva San Giovanni Paolo II. La famiglia che prega unita resta unita. Quindi il saper pregare in famiglia significa, dice il Papa, cominciare a dialogare insieme, a ristabilire un dialogo reale, almeno iniziando con la preghiera, dice il Papa, a riprendere un'altra volta quelli che sono i modelli della famiglia. Voi perché pensate che c'è tanta paura di fare il presepio a Natale? Perché questa grandissima paura? È perché c'è una famiglia dove c'è un uomo, una donna e un figlio. Sembra che oggi sia una parolaccia dire che una famiglia è composta da un uomo, una donna e un figlio. Cioè, stiamo diventando pazzi. E come diceva Chesterton, arriverà il giorno, è già arrivato, che l'uomo negherà che è mezzogiorno quando vedrà il sole sopra la sua testa. Lo negherà. Stiamo negando cose evidenti. E questa è una nevrosi che porta a una pazzia collettiva. E perciò che, come diceva Suor Lucia, la veggente di Fatima, questa è la battaglia finale. Qui si gioca tutto, contro la famiglia e contro la vita. Però abbiamo una grande arma, dice Suor Lucia, il Santo Rosario. Dice, in questi ultimi tempi Maria Santissima ha dato un grande potere al Santo Rosario. Insiste, non può esistere nessun problema che non possa essere risolto dal Santo Rosario. Pregate sempre il Rosario, che è quello che chiede Maria Santissima. Pregate il Santo Rosario non soltanto per i peccatori, ma soprattutto per le nostre famiglie. E per ultimo dico che se c'è mancanza di sacerdoti è perché non esistono famiglie. Il sacerdote che è padre perché vede il suo modello nel suo padre. E la religiosa che è madre è perché vede il suo modello nella sua madre. Quando non esiste questa immagine, questa presenza del padre e della madre, non possono esistere vocazioni.
perché manca questa immagine. Guardate quanto è importante una famiglia. La crisi della famiglia porta per forza alla crisi delle vocazioni. Quindi che Maria Santissima allora protegga con il suo manto tutte le nostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo.